saluto i nostri amici telespettatori. Oggi è nostro gradito ospite il presidente di AIL di Udine e Gorizia, Giuseppe Gioffrè, per parlarci di tutta una serie di iniziative previste nel mese di giugno. Arriveremo addirittura fino a luglio. Ci sarà anche la giornata, il 21 giugno, la giornata nazionale contro le leucemie, i linfomi e il mieloma e quindi tutta una serie di eventi per sensibilizzare l'opinione pubblica su queste patologie e per far capire che effettivamente ci sono dei punti di riferimento, soprattutto per le persone che hanno dei dubbi. Intanto buongiorno. Buongiorno Isabella e buongiorno a tutti i telespettatori. Grazie per essere qua, Grazie, mi fa piacere avere grazie. in trasmissione il presidente di AIL, perché l'AIL è molto attiva come associazione, organizzate diverse iniziative, insomma ci tenete ad allargare, no? Anche il numero di persone. A far capire che l'importanza della ricerca e l'importanza delle cure che oggi hanno in Italia, a cui AIL contribuisce in modo significativo. Come diceva appunto, quest'anno è la 17ª edizione della giornata nazionale contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. È una giornata che AIL da sempre si impegna soprattutto per sensibilizzare l'opinione pubblica, per far capire la ricerca a che punto è arrivata, ma soprattutto anche per dare un aiuto ancora di più ai pazienti. Tant'è vero che in quella giornata del 21 giugno, tramite un numero verde, l'800 il 22 6524, è possibile, chiamando dalle 8 alle 20, ascoltare degli ematologi e fare le domande che i pazienti hanno magari la necessità di sapere, e per tutta la giornata questi illustri ematologi saranno a disposizione dei pazienti. Questo è il principale evento, diciamo, di supporto al paziente che si fa in quella giornata, ma non ci sono solamente questi momenti di informazione e di divulgazione, ma ci sono anche momenti di sensibilizzazione. Ecco, chiedo scusa, importante anche questo aspetto di avere a disposizione gli specialisti, sono pronti a dare risposte, perché uno può avere dei dubbi, non sa a chi rivolgersi. Esatto, l'AIL non è un'associazione di medici, anche se ci sono dei medici, siamo un'associazione che lavora per i pazienti e con i pazienti. Però abbiamo i nostri contatti con i nostri, ormai possiamo dire, amici medici, ematologi. Avete i medici di riferimento? Abbiamo i medici di riferimento sia a livello locale che a livello nazionale, per cui tutte le domande devono essere fatte, perché molte volte il tempo tra il paziente e il medico all'interno dell'ospedale, per motivi del tutto validi, non è sufficiente per dirimere tutti i dubbi. Io continuo a mostrare, perché così i telespettatori molti pazienti tornano a casa con dei dubbi, si rivolgono all'amico, peggio ancora quando si rivolgono a internet, dove ci può essere tanta informazione, ma se non opportunamente mediata e filtrata può fare anche dei danni. E il consiglio è sempre quello, che se avete dei dubbi parlate col medico di riferimento, se avete ulteriori dubbi parlate con noi che siamo nei gruppi pazienti e parlate con i medici che sono qualificati per rispondere e sono disponibili a dare tutte le risposte. Questo è il momento clou della giornata, ma non si limita solo a questo. No, perché ho visto qui ha portato tutta una serie di locandine. Siete molto attivi, ma l'abbiamo detto già anche in altre occasioni. In quanti siete? Allora, noi siamo attualmente 171 soci di AIL Udine Gorizia, perché il 14 maggio è nata la sezione interprovinciale AIL Udine Gorizia. Ecco perché vi chiamate Da 30 anni a sta parte la provincia di Gorizia ha sempre, i volontari della provincia di Gorizia hanno sempre svolto la loro opera per Udine. Mi sembrava giusto, e è stato ritenuto giusto anche da tutti, che questa cosa fosse ufficializzata. Quindi noi dal 14 maggio siamo la sezione interprovinciale AIL Udine Gorizia. Esistono le sezioni provinciali di Trieste e Pordenone. Io per comodità parlo delle province, anche se non esistono più, però tanto per capirci. Sì, ma giusto per... Esatto, perché facciamo parte delle 82 sezioni sparse sul territorio nazionale, di cui alcune, tra cui Udine appunto, sono sezioni interprovinciali, siamo in pochi. Però abbracciamo tutto il territorio, perché le raccolte, tutto quello che facciamo, sono poi rivolte sul territorio. Tant'è vero che noi, essendo anche Udine Gorizia, daremo e diamo dei fondi anche
a Trieste, dove c'è l'azienda sanitaria Giuliano Isontina, nei limiti delle nostre possibilità e nei limiti di accordi con AIL Trieste o con AIL Pordenone, dove si lavora in sinergia per tutto quello che riguarda l'ematologia in Friuli Venezia Giulia. Quindi anche nell'ambito di Asugi, in sostanza. Esatto. Sulla base del fatto che noi non andiamo questa volta in piazza per raccogliere fondi, non parliamo di stelle di Natale, d'uovo di Pasqua, dove generalmente ci vedono gli amici, e oltre ai 171 soci ricordo che ci sono 400 volontari che lavorano per queste due manifestazioni, ma è giusto anche trovare momenti di incontro, di sensibilizzazione, di far capire cosa facciamo, di far venire le persone per vedere se possono diventare volontari. Io faccio l'appello se vogliono dare del loro tempo come volontariato, noi siamo disposti a accogliere tutte. In questo ambito si fanno delle manifestazioni. Noi ne faremo più manifestazioni, una a livello nazionale con l'associazione Vanessa. Tutte le locandine. Esatto, l'associazione Vanessa è un'associazione di un papà che purtroppo Vanessa è mancata, di bikers, di motociclisti, e in collaborazione con AIL Trieste, con AIL Pescara, AIL Salento ci sarà. Allora, c'è stato già un evento dove abbiamo parlato a 400 scolari di Monfalcone sull'importanza anche del dono del sangue, del midollo e degli organi, dove c'eravamo noi. Poi c'è una raccolta di giocattoli e verrà il 17, data questa raccolta di giocattoli a Trieste, al Burlo Garofalo, per poi partire da Monfalcone il 18, fermarsi a Pescara, motociclisti che arriveranno da Bologna, arriveranno da altre parti d'Italia, per finire a Gallipoli il 20 di giugno, e il 21 giugno ci sarà un momento vicino Lecce, dopo incontri anche lì con la sezione AIL locale, per sensibilizzare le persone, e sarà accesa una cascata monumentale, mi dicono, molto bella e molto appariscente. Poi torneranno indietro e a fine giugno, inizio luglio ci sarà il Festival della Taranta a Monfalcone, perché tra l'altro sono gemellati Gallipoli e Monfalcone. Ecco, vedevo che qui ci sono delle locandine di eventi che ci sono già stati. Esatto, il 27 maggio poi abbiamo fatto un concerto al Giovanni Daudi New Revival, che è stato un ritorno alla socialità con i nostri affezionati soci e volontari, che ha riscosso un certo successo. E questo è quello che abbiamo fatto. Sabato 11, visto che il 21 siamo impegnati, anche qui la abbiamo pensato di fare una passeggiata fra tutte le persone che in qualche maniera... La camminata per la vita. Esatto, hanno superato il problema della malattia, quindi ci troveremo a Remanzacco sabato pomeriggio. Diamo vita alla camminata. Una camminata per la vita è praticamente il ritorno da parte di pazienti, ex pazienti, gente insomma che si vuole star vicino a una passeggiata. È letteralmente una camminata dove la persona può fare anche un itinerario più lungo, più corto, ma è il momento appunto di raccogliere persone vicino ai nostri valori, ai nostri obiettivi. Alla fine una pasta asciutta per tutti, perché farà, penso, caldo, ma ci sono i punti di ristoro, ci stiamo organizzando, ed è un momento anche lì incontro e di svago. Non finiremo anche lì, finiremo il 1° luglio perché faremo un concerto, questa volta al Palamostre, per ricordare un'amica che un anno fa, esattamente il 1° luglio, è andata via, ma non è andata via e rimane con noi. La signora Stefania Papais, di cui il compagno ha chiesto, e abbiamo ovviamente aderito, fare un concerto per una persona che se n'è andata ma che rimane sempre nei nostri cuori. Io tengo a precisare che tutte le persone che ci danno una mano, quindi concertisti, associazioni sportive, chiunque, lo fa in maniera completamente gratuita, così come tutti i nostri volontari. È tutta un'attività gratuita che però ci riempie di tanta gioia quando vediamo che le cose vanno bene, quando vediamo che c'è vicinanza, quando vediamo, e lo posso dire tranquillamente, abbiamo avuto le uova di Pasqua ad aprile, bene, negli ultimi 10 anni non avevamo mai raggiunto quel risultato. E addirittura superare le vendite degli ultimi 10 anni, considerando anche la pandemia, sì, appunto, perché ci ha sorpreso notevolmente. Che eravate un po' bloccati, no? Perché, esatto, e invece c'è stato... Avete recuperato anche il malgrado tempo perduto. Sì, alcuni volontari giustamente, causa vari motivi, non se la sono sentito tornare in piazza, però abbiamo avuto veramente una risposta eccezionale e temevamo invece di non poterla avere, e questo vuol dire che l'associazione è riconosciuta,
che è valido il discorso che stiamo facendo, che c'è vicinanza da parte delle persone, che c'è un tangibile riscontro di quello, oltre che noi raccogliamo, ma anche di quello che facciamo. Con la clinica ematologica del professor Fanin e della professoressa Patriarca a Udine, ma anche, come dicevo prima, col professor Zai a Trieste, e mia intenzione è anche di coinvolgere Aviano in questo discorso e di coinvolgere le altre 2 sezioni per progetti comuni in cui i nostri fondi possono veramente aiutare l'ematologia, la ricerca e migliorare sempre un campo dove una volta parlare di leucemia era una condanna a morte. Oggi non è più così, io stesso, ripeto, come sempre sono un ex paziente, ma soprattutto tantissime malattie si stanno superando, ci sono delle nuove tecnologie, non sono un medico quindi non è il mio compito, però parla per quanto riguarda i risultati, no? E le evidenze, esatto, le evidenze pensiamo scientifiche. Di fare un incontro divulgativo alla popolazione, in quanto Udine da ottobre dell'anno scorso è un centro autorizzato per l'infusione delle CAR-T. Le CAR-T, che non mi dilungo, è una frontiera estremamente interessante ed è veramente un qualcosa di eccezionale per superare determinate malattie che fino all'altro ieri non si potevano superare. Bene, io non posso fare altro che ringraziare, è stata velocissima questa cosa, perché talmente tanti avvenimenti, sì, non so veramente come facciate a mettere in cantiere tante cose. Grazie a tutti i volontari e alle persone che ci vogliono bene e che rimangono vicine, a partire dalla nostra presidentessa onorale, la signora Santuzzi, che ci è sempre vicina. Anche la signora Santuzzi è stata sempre particolarmente attiva, la ricordiamo. E siamo contenti proprio della continuazione di questo spirito che ci unisce tutti quanti. Anzi, la salutiamo proprio. Certamente, mi fa molto piacere, ma ragazzi io l'aspetto domani per un incontro del Consiglio di amministrazione e sono convinto che avremo anche nuovi volontari, come spero che molti, sentendo questa trasmissione, si avvicinino a noi. Bene, chiudiamo mostrando nuovamente il numero verde, salutiamo il numero verde in occasione della giornata nazionale il 21 giugno. Numero verde al quale ci si può rivolgere per parlare con esperti. Esatto. Grazie a Giuseppe Gioffré per essere stato con noi, grazie ai nostri amici telespettatori e noi con la rubrica Family. Salute e benessere, ci vediamo martedì prossimo sempre alla stessa ora. Arrivederci. Arrivederci a tutte, grazie.